Mi chiamo Margherita Bradamante, come la canzone di Cocciante, ma non sono la musa ispiratrice di un cantante. Io lavoro in un ristorante, mi chiamo Bradamante Margherita e trito carne trita, chiusa in una cucina a vita, cercando di non lasciarci le dita. Non ho assicurazione sul lavoro e sì, vabbè, lavoro in nero, il contratto non lo spero, ma è meglio non pensarci, altrimenti io mi sparo. Mi dico Margherita, non ti preoccupare, ci sono cose peggiori al mondo del tuo titolare, che in cucina ci viene per guardare, cara Margherita. Sei brava a lavorare, però se me lo chiedono io dico non c'è male. Sta peggio mio marito che è finito in ospedale, è caduto da un traliccio, faceva il manovale, che sfiga si è rotto la spina dorsale. Chiamo Margherita Bradamante, come in Orlando Furioso, la donna combattente. Ho lasciato il ristorante, ora faccio l'inserviente. Mi chiamo Bradamante Margherita e ci sono riuscita a cambiare la mia vita e ad essere una donna emancipata ed inserita. Ho un'occupazione che rispetto, vabbè, alle 4 del mattino lascio il letto e non sarà fare l'architetto oppure il web designer, ma comunque mi ci metto e vado a neutralizzare l'odore nei bagni di un complesso immobiliare. Poi mi vado a fare calpestare negli uffici del Sole 24 ore. Però se me lo chiedono io dico non c'è male, ho un contratto a norma con la legge nazionale, rispetta pure ogni richiesta sindacale. È un contratto, come si chiama? Ah già, un contratto interinale. Mi chiamo Margherita e questa è la mia vita, è la mia verità, mi negano il contatto con la mia dignità, però non mi lamento, tra 6 mesi, un anno finirà questo mio contratto con l'instabilità. Il tempo è determinato a tenere la sua maschera. Ma non voglio infastidire lo Stato e Confindustria che a non fare male adesso impara ed evita. Io non si sa mai, imparo l'arte dell'equilibrista, non correrò il rischio di ribatterci la testa. Scusate se diffido della vostra sincerità, ma non c'è altro sistema. Solo così non finirà nel vuoto di un cassetto la mia precarietà, rischiando di restare su una sedia per l'eternità. Ma non preoccupiamoci, nessuna novità, ha solo perso quotazione il valore della vita. Tanto quando torno a casa mi guardo un bel reality, poi per rilassarmi mi compro nuovi abiti, così per quel che posso aiuto anch'io l'economia. Sono solo un po' esaurita, però non è pazzia come una mia collega che è finita sul giornale, faceva la mia stessa vita normale, ha avuto un problemino con la sua vicina e è finita che l'ha strangolata. Era una marocchina. Ecco il risultato della guerra tra pezzenti, ci hanno negato il pane e ora ci tolgono anche i denti. Però se me lo chiedono io dico non c'è male, sta peggio mio marito che è ancora in ospedale, non è ancora guarito e ora scusate ma devo andare a pulire i cessi al Sole 24 ore.
Noi siamo i Caini. Caini, ovvero è acronimo di Collettivo Artisti Improbabili Nascosti e Incompresi. La I di improbabili è tra parentesi perché non si sa mai se si è veramente artisti o se semplicemente si cerca di fare... Però diciamo che cerchiamo di fare qualcosa di creativo e ci divertiamo nel farlo. Collettivo perché i gruppi musicali sono in fondo sono dei collettivi, a meno che non ci sia un leader eletto a maggioranza di popolo, generalmente è una partecipazione di tutti. Nel nostro caso lo è, cerchiamo di scrivere tutti quanti canzoni e se queste canzoni piacciono a tutti le mettiamo nel progetto. Le musiche le arrangiamo insieme. Quindi è proprio un collettivo e non solo, questo collettivo è aperto a tutti i musicisti che si sentono un po' così, ma non solo musicisti, anche pittori, calzolai, gente che non sa bene cosa fare della propria creatività, mi verrebbe da aggiungere anarchica creatività, un po' divina, l'anarchia divina. E noi siamo qua per accoglierlo, quindi se uno suona un fiato, un altro suona un ombrello, magari può uscire qualcosa di veramente interessante e non lo immaginavamo, magari uno pensa ma questa è una stupidaggine, invece a volte dalle stupidaggini mentre invece quando ci si prende troppo sul serio vengono le spesso, stupidaggini. esatto. Musicultura, perché musicultura? Devo dire la verità. Già l'anno scorso un nostro amico giornalista che conosce molto bene Musicultura ha detto ma perché non aveva sentito, conosceva alcune nostre canzoni, ha detto ma perché non partecipate a Musicultura? E noi siamo sempre un po' ma sì, ma perché no? E poi non abbiamo partecipato, non è nostro uso generalmente fare concorsi perché insomma come hanno detto anche la rappresentante di lista, li cito, la competizione non fa proprio parte dei nostri piani, non sappiamo bene come muoverci. Però abbiamo deciso di parteciparvici intanto perché sembra una cosa interessante, il teatro è bellissimo, la gente, la giuria, il pubblico, qua sono bambini, ragazzi straordinari. Quindi noi sacco di musicisti bravi. Un sacco di musicisti straordinari, quindi abbiamo detto in fondo è fico. In fondo non tutti i soldi spesi sono spesi per niente, a volte diventano anche un investimento per il proprio arricchimento, no? Perché abbiamo fatto un viaggio da Milano che ci è costato chiaramente un pochino con 2 macchine perché abbiamo il contrabbasso suo. Quindi... Siamo anche riusciti a prendere le multe. No, era soltanto il parcheggio perché abbiamo parcheggiato, siamo arrivati, pensavamo fosse una multa, invece era una... bella. Vabbè, comunque questi sono... però è successo, quindi diciamo, lievemente amareggiato. Però a parte questo, poi in realtà la situazione qua è stata fantastica, abbiamo già suonato, quindi siamo anche scevri da ogni tensione, anzi non vediamo l'ora di andare a bere un po' d'acqua. Frizzante. Frizzante, chiaramente, di Macerata. On the rocks.